C'è proprio un problema di fondo del perché un'azienda riesce ancora tutt'oggi a inquinare così tanto. Non è ancora conosciuto nel 2024 anche da tutti i vicentini, da tutti i veneti. Elisabetta, come rappresentante di quello che un po' è successo oggi, Rete Gas Vicentini, presidio e conferenza stampa davanti al Tribunale di Vicenza sul processo Miteni dei FAS. A che punto siamo? Allora, il processo volge quasi al termine, quindi nell'anno prossimo, nella prossima primavera, speriamo ci sarà l'esito finale. Oggi siamo venuti qui un po' per far sentire che stiamo aspettando con tanta ansia e con tante aspettative l'esito di questo processo, perché è di un'importanza estrema. C'è proprio un problema di fondo del perché un'azienda riesce ancora tutt'oggi a inquinare così tanto. È un problema che la politica può affrontare, non noi cittadini, però noi vogliamo far sentire che per noi è importante. Perciò siamo qui in tante associazioni, siamo venuti oggi, abbiamo fatto questa conferenza stampa proprio per attirare l'attenzione il più possibile della politica, ma anche della gente, della popolazione, perché alla fine la politica segue quello che la gente fa sentire che è importante. Quindi se siamo in tanti la nostra voce si sente, se siamo in pochi la nostra voce è troppo a un volume basso. Il problema dei FAS, che è un problema di inquinamento importantissimo, fondamentale, purtroppo non è ancora conosciuto nel 2024. Non dico da tutti, ma anche da tutti i vicentini, da tutti i veneti. Paradossalmente noi che siamo nel posto più inquinato, più contaminato di tutta l'Europa e tra i più contaminati di tutto il mondo, siamo ancora completamente ignoranti su questa situazione, e io porto sempre questo esempio del fatto che siamo tutti a conoscenza quando si parla di Terra dei Fuochi, anche se è lontana dal Veneto, tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. Se si parla di Ilva, tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. Quando si parla di FAS, e attenzione, non le dico a caso queste tre situazioni, perché semplicemente sono le situazioni che l'osservatore speciale dell'ONU è venuto a verificare in Italia qualche anno fa. Queste tre, noi, l'Ilva e la Terra dei Fuochi, tutte sullo stesso piano, però noi veneti, non dico quelli che abitano la Terra dei Fuochi, ma anche noi veneti non siamo a conoscenza dell'inquinamento dei FAS in Veneto, e questo la dice lunga sulla non comunicazione efficace e sulla non informazione su questo aspetto, no? Ok, comunque grazie intanto Elisabetta per questo aggiornamento. Oggi era presente anche l'europarlamentare Cristina Guarda, che mi ha passato il testimone in Consiglio regionale, per cui noi faremo di tutto perché sia alta l'attenzione, ma anche e soprattutto per supportare i cittadini e fare in modo che tutti i cittadini e le cittadine almeno siano a conoscenza del problema, e poi perché si è fatta veramente giustizia per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e delle cittadine. Grazie.